Ho approfittato oggi per collegarmi, sono leggermente chiusa, non ho Covid, giuro. Penso un po' di un colpo di freddo. Sì, ci sono Roby, ciao. Ero già in linea, non sapevo. Ehm, sì, ci sono. Ho approfittato per fare gli auguri per la vigilia. Non so se riuscirò anche a collegarmi per fare gli auguri di Natale, quindi approfitto adesso, casomai. E che dire? Eh, cosa volete che vi dica? Spero che passiate un buon Natale, tutti quanti. Eh, spero. C'è il pericolo che ti mettano in punizione. Guarda, mi tocca guardare nel cellulare perché mi va in buonasera Paolo, è un piacere averti qui. Tanti auguri anche a te, di buone feste, perché non so se ci credete o non ci credete, quindi io per esempio lo festeggio per tradizione familiare, non perché sono convinta di questa cosa. Quindi per rispetto a chi ci crede faccio gli auguri. Lo passerò, l'ho già passato una parte con i miei familiari, è una festa quindi di tradizione familiare, tra virgolette, e ci piace, ci piace. Per questo ci piace, non per altro, eh. Sì, ci sono, l'ho già detto, mi dispiace se ti mette in punizione tuo marito, sì, scusa tua moglie, Roby, non era mia intenzione, è che stavo cercando di capire come fare per partire qua. Come al solito mi arriva in ritardo la scritta sul computer e mi tocca entrare anche per il cellulare. Vediamo un po' se riusciamo. E niente, no, anche coi cellulari però ho difficoltà, devo dir la verità. Non so cosa è successo. Un attimo solo, che ricarico la pagina. No, non me la dà. È come se non ci fossi in live. Com'è possibile? Non mi dà la live. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Oh signor. Allora, vediamo un po'. Scusate, 2 secondi. Mi dà altro, ma non mi dà la live, non so perché. Boh. Sono leggermente in difficoltà. È quello che riuscirò a vedere. Non capisco perché fa così. Vabbè, non importa. Ah, è partita la pubblicità, non boh. Vabbè, non importa. Oh signore. Pure io con la moglie. E beh, allora auguri a tua moglie e a te di buon Natale. Un abbraccio di luce a tutti. Siete in 3 credo, avete già scritto in 2. Non so che dire. Sono un po' imbarazzata. Io le live non le vorrei fare proprio per 'sto motivo qua, perché mi imbarazza tantissimo, non so perché, ma mi è sempre fatto questo effetto. Odio le live, ma mi tocca farle. Purtroppo, perché se hai un canale tocca farlo per forza. Vediamo un po' se riesco a entrare. Scusate, adesso sto cercando di vedere la mia live in cellulare e ho difficoltà. Bellissimo, con 2 cellulari, quello privato e quello del son qua che sto cercando di capire come entrare in live. Ed è pazzesco. Non ci riesco.
Mi vien da ridere. Ma voi mi sentite? Paolo, mi senti? Perché io non lo so, non riesco neanche. Boh, sembra che non ci sia in live. Siete bloccati anche voi. Robby non c'è più. Si vede che la moglie l'ha messo in castigo. Credo, non so. Paolo non scrive più. Cioè, è veramente pazzesca. Non riesco a capire cosa sta succedendo. Sono io che sto facendo qualcosa che non devo, perché non riesco a capire. Non c'è nessuno? Mi scrivete per favore? Giusto per capire se ci siete, se non ci siete, se c'è collegamento, se funziona la live o non funziona, perché io col cellulare ho difficoltà a mettermi in contatto con la chat. Qua è tutto bloccato. Allora, vuoi uscire da questo sito? Certo che no. Ah, no, ecco chi è arrivato. Oh, buonasera. No, ma no, cosa è successo? Adesso arrivate tutti. Non c'era nessuno. Aiuto. Cosa sta succedendo? Allora, voi mi sentite forte e chiaro. Ok. KM Paranormali Italy. Ok. Piacere di conoscervi. Siamo colleghi. Tanti auguri anche a voi. E è un piacere avervi qui. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie, tutti quanti. A Paolo, a Roby e a voi. Chi c'è qualcun altro? Che non voglio saltar gente. Scusate, ma ho problemi con la chat, non so che cosa succede. Sto cercando di entrare con il cell, che di solito è più veloce rispetto alla chat, ma non riesco a entrare, non so perché. Voi dovete scusarmi, ma io veramente ho delle difficoltà oggettive con la tecnologia. Sono un po' come la mia collega Daniela di Whisper, Esoteric Whisper of Gaia, che con la tecnologia è pazzesca. Ecco, io sono su quello, abbiamo molte cose in comune, oltre alle energie e a queste cose qua. Sì, però non so quando lo scrivi, perché mi arriva uno scritto ogni tanto. Prima addirittura tutto questo scritto non riuscivo a vederlo, all'improvviso mi è venuto giù tutto di colpo in un attimo. Oh, adesso sì, adesso sì, sì, vi vedo, Roby, adesso sì. Allora, vediamo un po'. Mi sono sporcato. E con cosa? Boh. Adesso vi vedo. Come state passando la vigilia? Fate cenone? Io già una parte l'ho fatto, adesso ho messo in castigo il resto del gruppo. Mi hanno lasciata in pace un attimo e poi dopo si ricomincia. Io ho mangiato come dei maiali terribilmente. Poi ho pensato a voi, ho detto aspetta che vado a fare gli auguri. Avevo mandato già un video di auguri fatto così, con l'albero di Natale del paese. Non sapevo cosa fare. E siccome posso mettermi solo io, se no sono sempre io che mi faccio vedere, siccome il mio socio non si fa vedere, allora ho optato per quello. Ah, voi iniziate a mezzanotte, no? Io a mezzanotte penso che andrò a dormire. E beh, è anche quello un modo di festeggiare, Paolo, eh? Come se, no, adesso magari dico delle battute che non è il caso di dire. Condoglianze, non so il tuo nome, qual è, condoglianze al membro del HM Paranormali Italy per la perdita mia e anche mio papà, ma ormai sono anni e capisco che in questo periodo, in quel periodo di lutto è difficile festeggiare, sono cose che vengono più avanti. Adesso si vive ancora nel dolore della perdita. Ma certo, non sono tutti, anche perché sto dicendo cavolate alla fine, quindi è partita per essere solo un saluto veloce, perché ogni tanto ci vuole e da tanto che non facevamo più una live.
E allora ho approfittato adesso, ho mandato in castigo gli altri, ho detto: "Andate a nascondervi, visto che non volete farvi vedere. E ci penso io a fare una live veloce e vediamo insomma". Ciao! Cristina immagino, no? Ciao Cristi, che piacere, tanti auguri cara. Anche a tuo marito credo, al resto del gruppo. Adesso non so in quanti siete, chi se siete tutti lì o solo uno. È un piacere vedervi. Vediamo un po'. Ciao Cristina, sì. Io e Roberto. Ecco, okay, siete tu e Roberto. Allora auguri a tutti e 2 e ai vostri figli e alla famiglia in generale. Mhmm, vabbè, cioè chi è Roberto, nomi comuni. Ma è normale. Katia. Io ho una sorella che si chiama Katia, l'ultima della famiglia. Noi siamo in 5, io son la prima, lei è l'ultima. E abbiamo perso anche noi la mamma, quindi capisco che è dura e i primi tempi è tanto dura e le feste sembrano più una punizione che non una festa ai primi tempi. Poi ovviamente la vita va avanti e passa. La mancanza non passa mai, perché non passa mai, però il resto insomma purtroppo no purtroppo, viva la vita va avanti. Ciao Danolex Pro. Ciao carissimo, che piacere vederti anche te. Son cose della vita purtroppo. Non era Paolo Roberto Falcao? Mi pare che hai sbagliato una lettera finale Roby. Roberto è un nome comune comunque, sia in Italia che all'estero, cioè cambia a seconda appunto di era quella storia che dicevi tu, per quello che ti si vedeva poco, purtroppo capita, capita Roby, è una cosa brutta nella vita, ma capita. Tu calcola che, entrambi i miei genitori comunque sono morti con malattie che han fatto molto soffrire, per cui specie mia mamma ha sofferto per mesi, tantissimo. Per cui è normale insomma, alla fine, e tu calcola che siccome io ho una certa sensibilità, non mi definisco medium, non mi definisco, ehm, altro, ho una certa sensibilità. Il giorno in cui è mancata ero qui, a questo tavolo dove son seduta adesso insieme alla mia amica Daniela e un'altra persona, altre 2 persone che erano fuori nel giardino e stavano parlando, ehm, ed essen e io tutte e 3, non l'altro perché non ha sensibilità particolari, ma tutte e 3 noi che eravamo qui, quella fuori e la Daniela che era seduta accanto a noi, abbiamo sentito una voce che diceva, "Mamma". Ci siamo guardate, ho detto: "Ma l'hai sentito?" "Sì", fa. Pochi secondi dopo ho telefonato a mia sorella Katia dicendomi: "Guarda la mamma è morta". Ehm, e quindi da quel momento per molti mesi mi sentivo stringere la mano da mia mamma, perché poi comunque, io con la mia famiglia ho una storia molto particolare che non starò qui ad ammorbarvi a raccontare, per cui mia mamma ha sempre desiderato starmi vicino pur non potendo, e per dei mesi è stata vicino a me. Poi l'ho mandata dove doveva andare, perché non può stare qua, non poteva stare qua vicino a me. L'ho lasciata qua per un po' perché era giusto, perché lei si sentiva di dover stare, perché gli ero mancata per tanti anni e l'ho lasciata, però dopo ho dovuto mandarla dove doveva andare insomma, anche se
quando può viene, insomma. Viene ancora, quando riesce. Oh, mi dispiace, mi dispiace. Ehm, ti faccio le mie condoglianze, mi dispiace tanto che per il Covid. Mh, mh, mh. A Katia, è così i primi tempi, credimi, guarda, per esperienza, perché io ho perso tantissime persone e nella mia famiglia ne ho visti di morti, te lo dico proprio. Ha iniziato mio nonno, che era quasi un papà perché mi hanno allevato loro, e poi poi mia nonna, che era quasi una mamma, perché ti dicevo, io ho vissuto lontano dai miei, e poi prima mio papà, poi mia mamma, quindi una serie infinita che io consideravo tutti genitori, peraltro, a cui ero molto legata. E tuttora ho degli anziani in famiglia perché io sono stata allevata praticamente da tutta la famiglia di mio padre, per cui per me sono tutti genitori quelli lì. Non riesco a trovare diversità tra uno e l'altro. Almeno quelli che avevo in famiglia io, con cui proprio son vissuta fisicamente. E per me quindi è sempre un genitore che va ogni volta che va uno di loro, quindi non ho un padre o una madre sola, ma ne ho tanti, ed è sempre una sofferenza ripetuta ogni volta. Tra l'altro son sempre anziani, adesso gli ultimi 2 che mi son rimasti, uno ha 70 e passa anni, l'altra è 95 anni. Per cui capirai che, già mi appresto, visto che ci son queste dinamiche in giro, ma anche perché comunque la loro età ce l'hanno, e si sa che prima o poi, insomma, son destinati, tutti dobbiamo andare prima o poi, no, quindi è normale che sia così. Io però volevo continuare a collegarmi anche col cellulare. Oh, ma vi giuro non riesco, è una cosa allucinante, non si può, non ci si fa. Ecco, si vede che probabilmente deve essere proprio la connessione che mi tiene solo da una parte. Basta che comunque voi mi sentiate nel computer, mi va bene lo stesso. È uno strazio, sì, poi è giovane, peccato. Eh sì, perché specialmente se sente il tuo dolore, Katia, è normale, sente il tuo dolore, viene. Però, a un certo punto dovrei lasciarla andare, perché qua è una sofferenza per loro, non è il loro mondo. Quando loro hanno finito di stare qua, non possono star qua. È male anche per te se restano, o chi è in casa con te, perché loro non ti fanno del male apposta, però purtroppo per stare in questo spazio, ma tu lo saprai facendo questo lavoro, lo sai, devono comunque prendere l'energia da qualcuno, e va a finire che la prende voi, e involontariamente, perché non lo fanno apposta, anche perché vi amano, quindi prendono l'energia che avete voi, e diventa un loop, non se ne esce, state male voi e stanno male loro. Un bacione grosso ai Rip, vi voglio tanto bene, ci sentiremo più avanti con calma. Tanti auguri a voi e famiglia ancora. E dicevo, Katia, bisogna lasciarli andare a un certo momento. Io li ho lasciati andare, un giorno ho acceso una candela, ho fatto una preghiera, e ho fatto una cavolata, nel senso che non ho fatto le foto. Avrei dovuto fare la fotografia, perché accendendo la praticamente ho capito che sono andati via, non solo perché non li ho più sentiti, ma perché ciao Rip, ciao Cri, e ciao il marito di Cri, che non mi ricordo come si chiama. Ho acceso la candela, e quando si è sciolta tutto,
alla base, diciamo, del portacandele, mi è rimasto la figura di 2 ali perfette, come le ali di un angelo. E lì ho capito che sono andati. Ma guarda, io non mi ricordo da chi ho sentito, io siccome non mi informo sui telegiornali, quelli nazionali, perché secondo me sono tutti, non dicono la verità, parliamoci chiaro. Il Covid c'è, uccide chi ha problemi di salute, ha una certa età, però da quello che ho capito, l'ultima variante l'hanno avuta e l'hanno gestita diversamente. No, la penultima, scusa, non l'ultima. L'hanno gestita diversamente in India e è diventato endemico, mi par si dice così, no? Che praticamente è come un'influenza. Adesso che è arrivata quest'altra nuova, non gli è fatto più niente perché ormai e loro sono pochissimo vaccinati, non è che sono tutti vaccinati per capirsi bene. Per cui questo è quello che han detto nell'informazione libera che gira insomma per internet, che parlano di. E punto, non hanno più problemi. Hai ragione, ecco, quello che stavo dicendo io, perché si sono tutti immunizzati e non hanno i problemi che abbiamo qua. Loro hanno autoimmunizzati con la Delta. Adesso che è arrivata questa che si chiama, boh, non mi ricordo neanche Omicron, boh, una roba del genere, per loro è come acqua fresca. Dovrebbe esserlo anche per noi, peraltro, perché adesso gira addirittura che è stata creata quest'ultima versione per farci immunizzare. Questi invece di farci immunizzare ci stanno richiudendo in casa, per capirsi, mentre gli altri sono tutti liberi, noi in Italia siamo tutti chiusi. Io non capisco perché gli italiani non si diano una svegliata, perché veramente, secondo me, ora mi banneranno il canale, non me ne frega niente a sto punto, sono stufa. Secondo me Omicron, sì. Quello lì dicono che l'hanno creato apposta per, come si dice, per immunizzarci. È quasi è meno di un'influenza normale, stanno dicendo, quindi boh, non lo so. Boh, cambiamo perché, cavoli, dobbiamo essere felici, basta parlare di queste cose. Tanto, diciamo che quello che succede in Italia è nelle mani degli italiani. Finché gli italiani non prendono in pugno la situazione, non se ne esce. Non se ne esce in nessun modo, per cui è causa nostra, è inutile parlarne, è inutile. Eh sì, perché dicono che non si può parlare di queste cose, nei regolamenti c'era scritto e non lo so. A me dispiacerebbe sinceramente perché mi sono tanto sacrificata per sto canale, se dovessi perdere, casomai ne farò un altro, mal che vada, che ti devo dire. Mi spiace che proprio mi tocca ributtare tutto dentro e di tante cose non ho più gli originali perché quando ho iniziato avevo un computer vecchio e mi sono andati persi tutti gli originali dei primi video che ho fatto. Gli altri li ho tenuti giù dopo che ho preso questo, ma è da pochi mesi che ce l'ho, per cui sono stata sciocca io che non ho preso una memoria esterna all'epoca, perché mi dispiace, perché ho avuto bei riscontri che potevo rivedere perché ho visto che più li rivedo e più vedo cose che non avevo visto prima. Cioè veramente incredibile. Poi mi passa Isotta Rap, la mia amica Isotta Rap, che analizza tutto e fa i video e vede cose che io non avevo visto, che è anche una soddisfazione, ma dall'altra parte è una frustrazione, perché io ci metto ore e ore e ore e ore e ore a vederli, a rivederli, a strarivederli e porca la miseria, mi scappa sempre qualcosa e devo sapere che c'è dagli altri. Mi vien da ridere perché è veramente pazzesca 'sta cosa. Va bene. Ah, zio Billy. Scusate, sto sempre qua che armeggio col cellulare perché non mi faccio capace, come dicono a Napoli. Non capisco perché c'è questa cosa coi cellulari. Deve essere proprio
Deve essere per forza mh. Vabbè, ehm, vuol dire che no, 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 dove sto andando adesso? Cioè devi capire che poi sono anche impedita io, con la tecnologia, quindi mi do anche la colpa da sola. Vediamo un po', confermo, ho preso anch'io, variante Covid Delta, io e mia mamma siamo stati ricoverati tutte e 2 lo stesso giorno. Aspetta. Ecco, scusi, ossigeno messo lo so. Ma scusa, posso farti una domanda Katia? Perché girano tante voci, però sai, uno se parla con una persona che l'ha già avuta, io credo di averla avuta ancora i primi del 20, quando ancora, quindi la prima variante, non la variante, quella da cui sono partite tutte le varianti. Ehm, L'ho presa come tu calcola che io stavo morendo anni fa con l'influenza suina, perché? Perché l'avevo trascurata, l'avevo presa per una cavolata e invece m'è arrivata una batosta che non finiva più. Ehm, poi, e poi, credo che diciamo che proprio so stata male male quando in gennaio, tra il gennaio e febbraio del 2020, prima che arrivasse qua, che già era qua da un pezzo. Ecco, allora io volevo sapere, da chi l'ha avuta, ma si sta così male subito o è perché viene trascurato? Perché a me sta venendo il dubbio che magari tante morti sono venute proprio per quello che si dice di stare lì ad aspettare la vigile attesa, la famosa vigile attesa, che secondo me è più quello. Io non so se tu Katia sei stata subito, tu hai prima aspettato prima di andare oppure sei andata dopo aver aspettato in vigile attesa. Questo volevo sapere tu e tua mamma, perché se siete andate dopo nella vigile attesa ci sono delle gravi responsabilità secondo me, proprio sulla base di come trattano questa cosa. Allora, il nuovo anno. Allora, diciamo che noi entriamo in un'altra era in questo periodo. Stiamo lasciando, entriamo nell'era del, non mi ricordo, porca miseria, qua adesso mi ci vorrebbe la Daniela che ha più memoria di me, io ho poca memoria. Dovremmo entrare, se non sbaglio, nei pesci, se non quest'anno, ma più avanti, o il prossimo, o l'acquario. Guarda, non mi ricordo, ti direi una balla, non me lo ricordo. E quindi più sul femminile, femminile. E questo dovrebbe essere il cambiamento che porta Acquario, ecco, vedi mo, sull'Acquario. E quindi da adesso si dovrebbe andare sempre meglio perché andiamo sul potere femminile, energia femminile. Fa vedere cosa si sta male subito, se invece sei asintomatico non senti nemmeno. No, eh, ho capito. Non so, e comunque io so che quelli che ho conosciuto io sono stati male, male, male subito, però il problema è che li avevano messi in vigile attesa, perché se li beccavano subito magari non morivano, sono morti 2, dirti. Ma erano anche tanto anziani però. Erano credo oltre gli 80. Vediamo un po'. Ok, si entra nell'acquario, infatti, e quindi quindi noi stiamo già avendo gli effetti della nuova era, che sarà più spirituale rispetto a quella che è, sarà più, non so trovare il termine. Stiamo comunque innalzando le frequenze perché comunque la Terra l'ha già innalzate
l'universo ci sta caricando, purtroppo però sulla Terra si stanno molto abbassando, stanno cercando di abbassarci il più possibile perché non vogliono questo cambiamento. Chi ci sta abbassando le energie? Chi ci fa vivere non in sintonia con la natura, non facendoci paura, mettendoci paura, non dandoci speranze per il futuro, e imprigionandoci. Sì, io non vorrei dire cavolate Roby, ma, mi par strana che chi è stato curato a casa con le cure di quei medici che adesso tanto, tra virgolette, di cui parlano male, perché stavo per dire una parolaccia, sono salvi e nessuno di questi è morto. Magari hanno avuto degli effetti collaterali alle cure abbastanza strong, però, sono ancora qua. Non mi risulta che qualcuno di quelli che sono stati curati da questi medici siano morti, altrimenti figurati avrebbero messo titoloni cubitali nei vari telegiornali, figurati. Quindi la balla ancora non l'hanno inventata. Però quelli che sono andati in ospedale son morti. Io due domande me le sto facendo sinceramente. Non voglio mettere in dubbio, per amor di Dio, la malattia c'è. Credo di averla presa anch'io, ti dico, nel 2020, tra gennaio e febbraio, prima che se ne parlasse, perché poi io ero perché adesso ho dato le dimissioni, perché volevano farmi fare quella cosa lì, io mi sono rifiutata e piuttosto ho dato le dimissioni dalla Croce Rossa e sono andata fuori. E e infatti il dottor Del Donno che l'hanno sputtanato in tutti i modi possibili e immaginabili. E i medici di famiglia all'epoca, già nel 2019 dicevano che c'erano problemi, c'era una malattia che prendeva i polmoni, faceva morire le persone. E tramite quelli della Croce Rossa noi avevamo avuto notizie nel nostro, piccolo, insomma, perché noi siamo io ero in un piccolo centro, con questo gruppo, ehm e ci avevano detto che già probabilmente il sospetto che stesse girando tra di noi questa malattia c'era già dal 2019. Ora io 2 domande mi faccio: se era già dal 2019 e non ha ammazzato mezza popolazione non solo italiana, ma anche mondiale, eh, come mai adesso devono far tutte 'ste restrizioni qua adesso che teoricamente hanno trovato più o meno come fare? Cioè a me 2 domande me le faccio e io le domande me le faccio sempre. No, io ho già detto i miei, io non voglio essere intubata, assolutamente. Sì, può capitare Katia, può capitare di vederli e di sentirli. Ma guarda, io sono dell'idea, tanto tutti dobbiamo morire. Io credo che noi siamo qua solo di passaggio, che la vita vera non è questa, è quella dopo. Questo è solamente una prova per elevare i nostri spiriti. Chi crede in questo non ha paura di morire. Io l'ho già detto, se dovessi ammalarmi voglio essere curata a casa. Se è destino che muoio, muoio. Se non muoio sono qua, mi vedrete. Vedi tu. Se invece muoio vuol dire che ho fatto quello che dovevo fare su questa vita, in questa vita e devo andare. Ho finito il mio compito qui. Per cui ho già detto ai miei figli: "Non vi spaventate, non piangete per me, anzi siate felici perché quello che dovevo fare qua, se dovessi andare, è perché ho compiuto ciò che dovevo fare. Basta. Non ho paura. Io ho più paura non ho paura di morire, non ho mai avuto mai lavoro, perché comunque so che dopo non c'è il nulla, c'è qualcosa. Infatti.
Vedremo quella volta, Katia, se succederà, perché io ti dico, sono dal 2020 che ci sono le varie restrizioni. Io, guarda, lo dico e non ho paura di dirlo, non me ne frega niente. Non ho mai preso precauzioni. All'inizio sì, ero più diligente primi mesi. Poi mi sono rotta le palle, detto proprio papale papale, e fino adesso, ringraziando Dio, faccio tutto il contrario di quello che dicono e non mi è mai successo niente. Avrò fortuna? Sarà fortuna? Non lo so, me ne frega niente. A questo punto io vedo la mia vita, non accetto restrizioni di nessun tipo. Anche adesso che bisognerebbe fare alcune cose, ho sentito dire, adesso hanno messo nuove, me ne frega un cazzo. Non me ne può fregare di meno. Appunto, chi campa campa, chi resta resta. No, no, ma è un buon campo, è un buon detto. Ma Katia, tu pensa una cosa, se è andata via, è brutto da dire, è perché probabilmente il suo percorso l'ha fatto. Quello era il suo destino. Tu se fai quello che faccio io, sai, non so se fai anche altre pratiche spirituali, oltre che fare caccia ai fantasmi. Noi che facciamo, io per esempio ho fatto Reiki, sciamanesimo, queste cose qui, pratico un misto di queste cose qui più la radioestesia. Ehm, e questo ho praticamente imparato una cosa facendo queste discipline, e cioè che il percorso di ognuno è scelto da prima che tu venga su questa terra. Io probabilmente ho scelto di nascere in questo periodo perché ho un compito particolare in questo periodo. Non ho ancora capito qual è il mio compito, probabilmente è la mia ribellione, probabilmente è quello che devo portare in questo periodo, perché io sono molto ribelle e su questa cosa qui io non mi voglio, non riesco a non esserlo, è più forte di me. Ehm, cosa devo sono ribelle di mio e dovrò portare avanti un compito che sinceramente ancora non ho capito che compito è. Lo porterò avanti come posso, come mi viene suggerito dalle guide, quello che riuscirò a fare farò. Non so cosa sarà questa cosa, non mi pongo domande, io sono qua a servizio. Quando sarà il mio momento vuol dire che avrò compiuto ciò che devo fare e probabilmente tua mamma avrà compiuto quello che doveva fare. Avrà scelto prima di nascere in che modo morire. Quindi stai serena che probabilmente quello l'ha scelto lei, perché quando noi moriamo, scegliamo, e quando noi nasciamo, scusa, scegliamo anche come morire e per cosa morire e quando morire. Quindi se lei è morta in questo periodo qua e di questa malattia, probabilmente l'ha scelto lei. Evidentemente ha altro da fare tuo marito, ha molto da fare ancora. Ma guarda, io non ho mai smesso, sono quasi un mese, un mese e mezzo, forse anche di più, facciamo anche due, va. Sto prendendo delle vitamine, vitamina C e vitamina D. Sto comprando quelle naturali, che c'è in un sito del dottor Montanari. Adesso mi bannano sicuro perché appena dici quella parola lì è una bestemmia. E mi trovo bene. Guarda che da quando li prende, amore mio, ciao Fabiola, tesoro caro, e adesso mi sono messa ho detto proviamo a fare, la butto. Doveva essere pochi minuti, come al solito siamo già arrivati a 40 minuti. No, non sono vegana io, è di più la Daniela. La Daniela, lei mangia comunque carne. Io sono molto carnivora, ti devo dire, ma mi sto trattenendo perché sì, è un grandissimo, hai ragione Paolo. E io sono iscritta al suo, al suo canale di Telegram
e da lì ho ordinato appunto queste vitamine e mi sto trovando benissimo. E ti dico mi ha aiutato anche su molte cose, dopo l'operazione allo stomaco che ho avuto ehm, nel 2019, che ho fatto la riduzione dello stomaco per perdere chili, ho sempre del problema delle vitamine, quindi ho problemi di assimilazione quando mangio. E oltre al fatto che lo stomaco che mi brontola sempre, che anche nei video viene senti ogni tanto bro, 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 e avviso sempre quando c'è il brontolone. Quindi mangio di tutto, sono arrivata adesso da mangiare di tutto, però la carne ancora faccio un po' fatica, nonostante a me manca tantissimo le grigliate, perché io vivevo di grigliate, tutte le carni, le verdure, però anche la carne. Quindi adesso mi sono buttata un po' sul pesce, quello sì. Ehm, diciamo che a me per esempio il sushi non mi è mai piaciuto particolarmente, perché ho sempre paura, perché dicono che ti fa venire i vermi in testa perché se non è stato abbattuto, no? Ecco, allora ho cominciato a mangiare sushi perché riesco a digerirlo di più. Ciao Andrea, bacio. Sì, mia mamma è venuta nel sonno per dirmi che lei non era più corpo, non so. Eh sì, sì, può capitare, Katia. Sei stata fortunata, perché non tutti possono avere questa comunicazione con i propri genitori, è qualcosa di bello, perché non ti lascia mai. Ma figurati Andrea, non ti preoccupare, ma stai scherzando, anzi tu calcola che doveva essere pochi minuti, e invece sono già 42 minuti, sono ancora qua. Anzi, mi piace, mi fa piacere che siete qua e a perdere tempo con me in questa giornata che bisognerebbe passare con la famiglia. E Katia è bellissimo perché nonostante tu perdi il rapporto fisico, no, con la persona che ami, comunque sai che è lì con te, il suo spirito è lì con te. Oh, adesso come adesso, il Natale, allora, premettiamo che io vengo da una famiglia cattolica. Tuttora gran parte della mia famiglia è tutta a casa e chiesa, per dirsi. Ho fatto tutte le cresime, sposata in chiesa e tutto quello che dovevo fare. Poi a un certo punto, dopo che mi sono... Ah no, ma anch'io tra poco chiudo, eh. E dopo che mi sono, anche prima chiudo, dopo che mi sono separata e poi divorziata, nella chiesa ho cominciato a non poter più entrare, cioè mi sono sentita rifiutata dalla chiesa, perché loro, sai, se tu fai una vita integerrima, nonostante quello, possono sapere i fatti tuoi, quindi ti puoi confessare, però la comunione non te la danno più. E quella cosa lì mi ha fatto allontanare dalla Chiesa. Mi ha fatto allontanare dalla Chiesa e sinceramente io adesso sono anni che allora prima anch'io a te, Andrea. Andrea 7, tantissimi auguri a te e famiglia, grazie per essere stato qua per un po'. Un abbraccio di luce a te e a loro. E io non sono anni che non vado più in chiesa. L'ultima volta che sono stata in chiesa è stata al cimitero, al funerale di una mia parente che è morta per problemi, lasciamo perdere, stiamo qua a raccontare l'anamnesi di cosa aveva. E ti dico, l'ultima volta è stata quella volta lì, ci sono entrata con un malessere incredibile, un po' per il dolore della persona che avevo perso, la zia, e ti parlo di 5-6 anni fa più o meno, quindi non è morta di Covid. E mi ricordo che sono entrata in chiesa e comunicavo con lei, penso che fosse lei, con il cero davanti. Cioè, io ero seduta lì, non mi alzavo e mi abbassavo come quando se ti dicono alzatevi, abbassatevi, no? Se quando durante la messa.
Io restavo sempre seduta, tanto è vero che chi era lì dell'altare, il chirichetto, quello più grande, perché c'era uno adulto e poi c'erano i piccolini, mi guardavano male perché io non mi alzavo e mi abbassavo. Però comunicavo, col defunto o con chi era dentro lì, ma io penso, la mia intuizione mi dice che era lei, attraverso il cero che avevo di fronte, un cerone grande così più o meno, che era quelli alti, sai che sono in chiesa, e la fiamma tremulava. Io facevo le domande e in base alle domande mi si muoveva la fiamma. E ho parlato con lei per tutto il tempo della messa, finché poi mi son stufata, cioè per tutto il tempo, finché son rimasta, perché poi a un certo punto mi son stufata, mi sono alzata e sono uscita. E mi hanno guardata male anche lì. Non mi sento a mio agio nelle chiese, non ci vado solo quando sono chiese antiche a livello artistico, come se entrassi in un museo. Se so che hanno una, oppure se ci devo andare per fare delle ricerche, come appunto a Ragogna, che siamo entrati nella chiesa di Ragogna, o anche a Venzone, quando siamo entrata nella chiesa di Venzone. Ecco, che poi a Venzone è stato bello perché noi abbiamo ripreso più quando siamo andate proprio tipo turiste solo con la telecamera, che non quando poi siamo tornate di notte e abbiamo sentito appunto la voce di qualcuno che chiedeva aiuto. Dicono che Gesù sia posso farti una domanda? Certo che puoi, quello che vuoi. Dicono che sia uno dei maestri ascesi Gesù. Io ci credo un po' meno, diciamo, però pensa che il mio maestro spirituale si chiama Odino, quindi voglio dire. Dipende, perché per esempio ce n'è una vicino al mio paese che quando noi andiamo vicino alla chiesa, la tocchiamo e sentiamo proprio un benessere, ma toccando i muri. Dentro non so, perché non c'è più. Prima non c'entravo perché non c'entravo, adesso non ci fanno più entrare se non hai il Green Pass, e io il Green Pass non me lo farò mai, parlandoci chiaro e tondo. Piuttosto non vado in nessun posto dove lo richiedono, ma non vado, non me lo faccio. Pieno di energie negative ormai, sì. Fammi la domanda, cara. Se posso, rispondo, altrimenti ti dico che no. Allora, mio marito invece parla e vede gli angeli. Io a casa tante entità. E anch'io ho la casa impestata, come si suol dire, ma non so tanto belle quelle che sono qua. Lo dico proprio non tutte perlomeno. Ci sono poi un po', anche perché qualcuno quando veniva qua mi ha aperto un portale nel sottoscala e da lì esce di tutto. Devo fare in modo di chiuderlo. Non il 25 dicembre, è il 21, è il solstizio d'inverno. E il 25 è stato spostato, perché dovevano appropriarsi della festa per poter ammazzare il paganesimo, quindi si sono appropriati di molte feste pagane. E quindi allora io agli angeli prima non ci credevo, prima di fare un certo percorso. Ho iniziato a fare il percorso sciamanico, e mi sono accorta che invece gli angeli esistono. Me ne sono accorta la prima volta quando ho fatto l'accompagnamento dei defunti, nel mio primo accompagnamento dei defunti, e ad accogliere la persona che ho portato, perché i maestri che ci insegnano ci fanno fare eh, come si dice, il primo accompagnamento, ce l'han fatto fare proprio, pensa te, aspetta, quando ho fatto il corso? Erano già i primi morti di Covid, e ci avevano detto, guarda, per il primo accompagnamento andiamo ad accompagnare un defunto di quelli morti col Covid. Ho preso una signora, l'ho accompagnata, scusa Katia, un attimo finisco, poi ti rispondo. Ho accompagnato al portale e c'era un angelo immenso uscito dal portale che era addirittura più grande del portale stesso. È venuto ad accogliere questa figuretta scura che io ho portato davanti al portale e se l'è portata dentro. Era bellissimo. E poi nei vari viaggi sciamanici che ho fatto, addirittura alcuni miei maestri
alcuni miei maestri ascesi, quelli che mi aiutano, sono angeli. Quello per esempio, quando si va a prendere i frammenti delle vite passate, è un angelo severo, grandissimo, con delle ali a forma di farfalla. Però non gli ho ancora chiesto come si chiama. Ok, aspetta un attimo, adesso rispondo a Katia. Siccome è 2 volte che una varietà viene mossa dall'entità negativa per santo sabbia bianca, allora, intanto, lì bisogna fare un viaggio sciamanico e capire chi è questa entità. Io non so voi se avete fatto corsi, se praticate qualcosa di spirituale. Certo non è una bella cosa, questo ecco, come non credevo agli angeli e mi sono ricreduta, non credo ai demoni e su questo ancora non mi sono ricreduta. Nel credo dello sciamanesimo, per capirsi, la casa è stata benedetta dal prete, già hai visto che non è combinato niente, perché usano un approccio piuttosto violento che non va bene. Lì deve venirti uno sciamano, secondo me, vedi se ne trovi qualcuno in zona, ma di quelli seri, che ti fa un viaggio sciamanico, ti vieni a vedere che cosa hai in casa e, e praticamente tramite un sogno sciamanico, no, scusa, una meditazione sciamanica, un sogno sciamanico, a volte dico di quelle cavolate da sola, e deve capire che entità c'è lì, probabilmente un'entità arrabbiata, sarà morto in modo è ancora arrabbiato e questo è il suo modo di trasmettere la sua rabbia verso chi è nella casa che magari reputa sua o che ha infestato. Magari c'è stato qualcuno ad abitare lì prima di te e quindi vi vede come degli intrusi, non vi riconosce come degni di stare in quella casa. Se è successo a casa tua, perché non mi ricordo cosa hai scritto, dove è stato morso? Cioè era a casa tua o in altri luoghi? Probabilmente vi ha visti come aggressori e vi ha aggredito. Lì bisogna fare un viaggio sciamanico e fare un accompagnamento del defunto verso la luce. Bisogna convincerlo ad andare oltre. E cosa vi ha detto? Hai provato a parlare con lui? Gli hai chiesto che cosa vuole? Perché è arrabbiato così? Perché ce l'ha con voi? Prova a fare questa cosa qui. Secondo me lì va fatto un accompagnamento ai defunti. Sai per caso se in casa tua abitava qualcuno, è morto qualcuno, come è morto quello che era nella tua casa eventualmente? Non è proprio così, Roby, perché io abito in una casa che è stata costruita su un campo, perché quando io ci passavo qui c'erano le pannocchie, il frumento, tutte queste cose qui. Poi un giorno il padrone ha deciso di vivere o vendendo un pezzo di questa terra, facendogli fare appunto le case dove sono io e vendere queste case e poi farci dei condomini sull'altro pezzamento che aveva sulla destra di casa mia. Quindi io sono la prima che è entrata in questa casa, eppure qua c'è di tutto e di più. E si vede che è una casa che è stata vissuta da tante generazioni. E comunque, ragazzi, noi siamo in tanti sul mondo e prima di noi ce ne sono state di gente. Tu le entità le trovi dappertutto. È difficile trovare luoghi dove non ci siano entità. Che poi si manifestino o non si manifestino è tutto un altro mondo, è tutta un'altra cosa. Ehm, Katia, voi dovete fare una dovete fare una registrazione, poi, visto voi gli strumenti che avete, no? Visto quello che fate una, prova a fare una sessione, chiedi, accendi una candela,
fai una sessione particolare, cambia metodo. Io non so adesso tu che metodi usi, perché io sto usando ultimamente, sto mescolando diversi metodi. Prova a fare una cosa di questo genere: accendi una candela, dell'incenso, e guarda, adesso mi è passato un orso sulla sinistra. Sì, vabbè, dopo ne parliamo. Accendi una candela, dell'incenso. Ah, ecco, vedi, allora è abbastanza abitato. Ecco, allora fai una cosa di questo genere, lascia stare i preti. Scusami, ma io non posso dirti che a me sinceramente quella parte lì per me è stata tolta. Sì, io ci credo nel grande reset. Mi dispiace, ma il mio istinto mi dice che già da un pezzo che ci stanno lavorando, solo che fino adesso gli è andata male. Con questa malattia hanno trovato il sistema per attuarlo. Perché i morti ci sono stati, la malattia c'è, ma la stanno facendo più grande di quella che è, proprio perché hanno bisogno di incatenarci. Tutto lì. Ehm, allora, accendi una candela, accendi l'incenso, però prendi quelli in grani, quelli proprio di chiesa, li trovi proprio nei negozi specializzati, e ti metti in meditazione. Chiedi, io non so, tu usi anche la scrittura automatica, non so, o se non usi queste cose qui, lascia stare, perché forse non è da tutti. Usa il registratore o anche la videocamera va bene. E, ehm, e fai delle domande e poi vedi cosa ti risponde. Chiedi che cosa sono, chiedi che cosa vogliono, chiedi perché ce l'hanno con voi, chiedi in che modo puoi aiutarli. Solo così puoi poi capire. Poi accendi delle candele. Io non so, lì hai detto diverse persone. Prendi una candela per ogni persona di cui mi hai detto. Se ne sai altre, prendile, le accendi, la tieni in mano così e la dedichi a quella persona. Poi l'accendi e mentre l'accendi gli dici che vadano in pace e poi vedi cosa succede. Katia, io, ti devo dir la verità, non credo, che ti possano aiutare. Lì, ti devi aiutare, o ti devi aiutare da sola, o se no devi chiamare secondo me uno sciamano, perché io nella chiesa chiedo poco. Però, voglio dire, ognuno deve credere a ciò che allora tu dai forza e dai potere a ciò in cui credi. Se tu chiedi tu chiedi, credi, scusa, nella chiesa, affidati a quella, però vai da persone serie. Chiama un esorcista di quelli bravi. Però secondo me se tu prendi poi mi dirai se ti ho detto una cavolata, cioè se ci sei riuscita più che altro, perché a me, riesce, poi non siamo tutti uguali e poi io pratico diverse cose che probabilmente tu non pratichi, quindi le cose a me diventano diverse e il risultato è diverso da quello che puoi fare tu, ma secondo me tutti lo possiamo fare, per cui ti dico: prendi una candela per ogni nome che mi hai fatto tu, lo tieni così nelle mani, lo porti all'altezza del cuore e preghi in quella candela li aiuti a trovare la strada per arrivare alla luce, che vadano oltre per evolvere. Dai proprio quel termine lì. Andate oltre per evolvervi, per crescere, per migliorare, perché anche l'anima deve migliorare. Accendi ehm, ogni candela proprio dedicata a ogni anima di cui stai dicendo e poi vedi come succede, se le cose migliorano o meno. Prova a fare quello, una candela per ogni anima che è lì, perché l'aiuti a trovare la luce, ad andare oltre e a liberarsi, perché non è una sofferenza anche per loro, eh. Il loro essere violenti perché stanno soffrendo. È come uno come no, un umano quando soffre può diventare ehm, anche violento. Allora, senti, facciamo una cosa. Io, se tu vieni nel mio canale, c'è il mio contatto Instagram e c'è anche le mail.
vedi tu, decidi cosa vuoi usare e lì mi scrivi il tuo nome, il tuo indirizzo e mi dispiace, cioè tocca, perché io devo andare mirata e proverò a fare un viaggio sciamanico e vedere se posso venire io lì in spirito a fare quello che, va fatto. E poi mi dirai i risultati se ci sono stati. Non so, adesso è periodo natalizio, non te lo posso fare, perché in questo periodo c'è proprio un'energia particolare in cui non si possono fare determinate cose. Però se tu, mi dai, io proverò. Allora, aspetta, per il grande reset non serve che mi scrivi su Instagram. Stavo dicendo a Katia che se vuole può scrivermi su Instagram e io gli darò tutto quello che... Come non mi trovi? Cerca ED Esploratori, siamo sia su Instagram che su Facebook. Ci trovi sia di qua, anche su Facebook ci puoi trovare e io ti scriverò i Messenger, vedi tu. Ci trovi sia di qua che di là. E sempre come ED Esploratori dell'incredibile. O se no puoi anche venire nel mio personale che è Lina Ciarone e trovi però in Facebook, non mi trovi in Instagram perché non ce l'ho l'Instagram come quello. Ecco, allora iscrivimi su Instagram e tutte queste cose qui e io vedrò come posso fare appena riesco, perché adesso sotto le ferie non riesco. Proverò a venire da te in spirito e a mandarli col mio psicopompo e a mandarli dove vanno mandati. E poi mi dici se sono riuscita, insomma. Ti dico, non ne ho fatti tantissimi di accompagnamenti, e quindi loro mi fanno andare su quelli che io sono in grado di fare. Bisogna vedere che entità sono e se sono in grado di poterli portare. Se sono in grado te li porterò via, altrimenti bisogna chiamare qualcuno che ha più esperienza di me. Farò quello che posso, insomma. Allora, per quanto riguarda, il grande reset, io sono convinta che per riuscire, ehm su Instagram come ED Esploratori. Cerca ED Esploratori e mi trovi. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah sì, per per le set. Il grande reset, per poterlo bloccare, la gente, ma tutti i popoli, perché uno solo non fa niente, i popoli devono svegliarsi. Se i popoli non si svegliano, ci riusciranno, purtroppo. Ma secondo me la gente è cominciato un po' a capire. Solo quelli che adesso si stanno facendo intortare ancora delle TV, no? Gli altri un po' alla volta anche perché sono arrivati a un punto talmente, pensano ormai di aver vinto, pensano ormai che, sono riusciti a fregare la maggior parte delle persone e che possono cambiare 100.000 versioni finché vogliono, riescono comunque a intortare le persone, perché fino adesso le persone per paura hanno seguito. No, non ci riusciranno secondo me, proprio perché c'è questa consapevolezza. Allora, ok, grazie. Fammi vedere. Io dopo con calma entro, Cioè, tranquilla che vengo a vedere. Tu sei riuscita a trovarmi in Instagram, Katia? Non ha importanza, tu basta che mi scrivi che vieni dal gruppo Paranormali Italy e io so che sei tu e non c'è KM Paranormali, Paranormali, sì. E io non so come si dice, l'accento come va, ma insomma capisci. E ti rispondo, non ti preoccupare. E secondo me adesso sono troppo arroganti e troppo sicuri di sé e quando uno diventa troppo sicuro di sé, Roby, è la volta mh, che cade. Il famoso, com'era? Il gigante del piede di argilla, no? Ecco, in questo momento noi siamo governati da un gigante coi piedi d'argilla che si sta sgretolando già.
argilla, perché la gente si sta svegliando. Ok, quando vuoi. O se no c'è le mail, mi scrivi un'email e casomai ci scambiamo il numero di telefono lì e parliamo direttamente anche su WhatsApp, non c'è nessun problema. Se è difficoltoso, mi mandi per email il numero e mi dici che sei tu e io ti rispondo, ci scambiamo il numero e andiamo più tranquille, ok? E cosa devo dire? Quello è Roby, secondo me è quello. Non so perché non mi trovi su Instagram, non è difficile, è lo stesso nome che ho qua. Se no, dimmi tu come ti chiami su Instagram e ti cerco io. Aspetta che prendo carta e penna. O se no, anzi, Roby, facciamo così, trattiamo la testa al toro. Siccome è meglio evitare dare punti di riferimento qua in YouTube, perché non sai mai chi lo prende, scrivimi anche tu su un'email con il tuo contatto e io mi metto in contatto e ti dico che sono io. Facciamo prima e ti mando o ti cerco io in Instagram, non è nessun problema. Appena riesco, appena posso. Ragazzi, è già 1 ora e 6 minuti, cioè, e io dovevo stare 5 minuti, e invece son qua da non so quanto tempo. E sto ancora ermeggiando coi cellulari perché non riesco a capire che cavolo è qua. Cioè, è pazzesca sta cosa. Io veramente non ho nessun vediamo un po', proviamo così. Le sto provando tutte per vedere com'è. E vabbè, ragazzi. Vedi? Sì, Exit, bellissima questa, perché poi è ovvio che non mi trovo. Esploratori. Bah, va bene. Vediamo, io non è Katia. Vabbè, non importa, tu basta che mi dici che sei Katia, tra virgolette, del gruppo, il nome del gruppo. Non c'è nessun problema, così ti becco subito. Roby, ci sei ancora? Se ci sei, mandami anche tu un'email e ci contattiamo lì e poi ci diamo i contatti, insomma, vedi tu. Cioè, ti ho detto, io ho i telefoni che stanno andando a remengo, come si dice dalle parti di non so dove, non so più come venirne fuori qua. Boh. Vabbè. Boh, ragazze, sì, e di esploratori, no esplorazione, esploratori e di esploratori dell'incredibile. Aspetta che ti scrivo qua. Aspetta che vedo se riesco, guarda, vedo se riesco a darti il link qui. Aspettate, un attimo, mi ero dimenticata. Entro dentro il canale perché c'ho il link c'ho il link, solo che adesso mi parte, no, allora ecco qua, aspetta, c'ho il link sulla descrizione del canale, un attimo, Twitter, ok, ecco qua, adesso ti passo il link, copia, ok, vediamo un po' se riusciamo così, che magari così mi trovi subito, aspetta, guarda, ti passo adesso il link, incolla, ecco qua dovrebbe portarti in Instagram, prova a vedere, è di esploratori dell'incredibile, ok, prova a vedere. Roby, anche per te ci ho messo il link lì se vuoi, così vai in Instagram diretto. Entro poco, però quando entro. In questo caso, se so che c'è gente che mi aspetta, vengo dentro. Niente, mi si sono imballati tutti quanti i cellulari, bellissima sta cosa. Non ne vengo fuori oggi.
Allora, ci siete ancora? Ragazzi? Vi ho messo il link di Instagram se volete. O se no, aspetta. Ok, perfetto. Appena riesco vengo dentro, ok? Abbi un po' di pazienza perché adesso tra poco vi devo salutare perché devo continuare a festeggiare. C'ho gente qua che mi sta, è già venuta fuori, sì, adesso arrivo. 2 o 3 volte che son lì che gesticolano. Boh, vi saluto, dai ragazzi. Tu hai trovato il contatto? Benissimo. Roby, se cerchi il contatto Instagram, ti ho messo lì il link, altrimenti lo trovate in descrizione sotto i video. Ok? C'è quello di Twitter, quello di Facebook e quello di ok, perfetto. E quello di Instagram, perfetto. Ok, appena posso faccio, ok? Buono, ecco, mi tocca andare perché sennò veramente, ragazzi. Buone feste a tutti, ci sentiamo prossimamente, magari domani, non lo so, se riesco. E buonanotte a tutti, buon continuazione di feste, ok? Noi ci sentiamo. Ciao Roberta, un bacio. Buone feste anche a te e famiglia. Un abbraccio grandissima. Grazie. Buona continuazione anche a te Paolo. Un abbraccio a te e a tua moglie. Siete carinissimi. E ragazzi, io vi saluto tutti. Robby, mi tocca andare, tu non sei sparito, ti saluterò così. Ho messo il link di Instagram se dovete parlarmi, per quello che dovete dirmi e io vi risponderò come posso. Katia, ci sentiamo su Instagram. Un bacione a tutti. Ciao ciao, grazie per avermi seguita fin qui. Grazie, ciao. Buona continuazione a tutti.